Dal verbale di ricognizione di indumenti di Peppino, Legione Carabinieri di Palermo, Compagnia di Partinico 9 maggio 1978. Alla nominata Bartolotta Felicia vengono esibiti stracci di indumenti consistenti in varie strisce di tela blu, verosimilmente facenti parte di un pantalone, varie strisce di una maglia di lana, verosimilmente costituenti un pullover, 2 calzini dello stesso tipo e colore di filanca di colore blu scuro, diverse strisce di tela con un'etichetta su cui è scritto Boulevard, a quadretti piccoli di colore diverso, un paio di sandali di legno con striscia di pelle di colore bianco chiusa con gancio, una montatura di occhiali verosimilmente di plastica di colore nero, con una stanghetta staccata dalla montatura, avvolta nella parte terminale con nastro isolante nero. La mattina è uscito di casa mio figlio, bello come il sole, mi tornò un sacchetto di plastica. Per il funerale vengono a Cinisi migliaia di giovani da tutta la Sicilia. Portano un camion pieno di garofani rossi. Il garofano era il fiore di Peppino e Felicia. Lui ogni mattina ne faceva trovare uno in un bicchiere a Felicia. Dopo il funerale, le strade di Cinisi sono un tappeto rosso. Loro non immaginavano che doveva succedere tutto questo. Se no non lo facevano. Questo mi dicevano. Non l'avessero fatto, dici. Se si immaginavano tutto questo, dici, che sta succedendo. Si misero una spera addosso. Dici, dicevano sono la madre, il figlio, si spaventano. Si spaventano. Che cosa possono fare? Niente. E passa tutto così, no? Niente. E passa tutto così? No. No.